nota la situazione in classifica. Charles Leclerc parte dalla pole position, accanto a Max Verstappen che scatterà dalla seconda posizione. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Bottas, l'uomo della pioggia. Boom! Hamilton, Raga, un quinto Raikkonen, posto meraviglioso in Giovinazzi, casa. Perez e Qualificazione Gattuso. ottima, Ocon, Monza è una gara Verstappen, semplice, quindi Alexander Albon abbiamo il e primo motore, Stroll. come prestazioni siamo Gasly, primi, Fiat, quindi Romain speravo Grosjean qualcosa di più, sono e Mick sincero. Mick un po' Schumacher. deludente oggi. Magnussen, Russell, Latifi e Lando Norris parte dall'ultima Abbiamo la fila. livrea nuova con la bandierona dell'Italia. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le Perché? altre Ma sono io e il non correre padrone. rischi. Questo è un po' stupido, io deciderò io cosa fare, cazzo. Ok, vabbè raga, abbiamo la livrea italiana con i specchietti verdi, un po' di rosso e il bianco. Quindi veramente abbiamo una chance incredibile di fare la vittoria. Voglio vincere, basta, ho deciso, a Monza vinciamo. Si ritirano tutti alla prima curva. E godo. Vai raga, Gran Premio. Raga, siamo pronti, Gran Premio di casa, obiettivo, podio. Lo possiamo tenere qua. Vai raga, partiti, partiti. Un po' di slittamento, ma ci siamo. A sandwich, il come è già a sandwich. Buona partenza, attenzione c'è Max. Yellow flag, yellow flag. Vediamo se sarà l'ennesima safety car di una stagione incredibile, ragazzi. Veramente una stagione incredibile. Mai visto tante safety car, neanche in un anno in F1 15, no, 16 o 17. Ecco, subito erroraccio, benissimo. La macchina comunque è più ingovernabile. Ma solo in gara però. Vabbè, comunque il ricorso alla FIA è respinto da parte Andiamo forte, continuiamo così. della FIA. Aspetta un attimo, scusate ragazzi, devono chiamare sempre il momento giusto. Vai. Qualcuno mi ha scritto se posso tenere tutta la gara, è impossibile sul 50%. Diventa un video troppo lungo, attenzione Max. Facciamo fatica però ho voluto la qualifica, ma in gara con le scie e tutto, la macchina è veloce di motore, ma non è la più veloce ovviamente. Adesso devo stare un po' con la miscela media. Non sarà una cosa semplice il podium. Attenzione Max si butta, ma il come chiude. Yellow flag ancora, stanno ammazzando. Stanno ammazzando dietro. In quella chicana. Vediamo se riesco a trovare un po' di ritmo. Monza è un fortino per il Cume, ha vinto tante volte anche la prima gara stagionale a Monza il primo anno. Però di certo non riesco più a prendere le curve in pieno come prima. O l'aggiornamento ha cambiato un po' il gameplay, perché si dice gameplay ragazzi, io ve lo dico. Adesso vediamo se riusciamo a prendere ritmo. Ricordo che la difficoltà è sempre settata su 90, che ragazzi non è facile per me. C'è chi dice aumentare la difficoltà, è che semplicemente in certe gare ho fatto grandi risultati, ma grazie a fatto che sono mie gare favorevoli, ma a tutto quello che sta succedendo quest'anno, safety car, incidenti, meteo che va e non va, di tutto. Per esempio in qualifica è arrivata la pioggia che non era prevista. Cioè, quest'anno il meteo è pazzesco. Giro record fastest di Charles, uno degli uomini più virili della storia, Charles. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS. Va bene, tanto dietro si stanno veramente ammazzando. Preparatevi alla safety car, secondo me arriverà in questa curva perché si stanno ammazzando. Finora nessun ritiro, nessuno nei box, incredibile, però secondo me non mancano secoli. Sta arrivando purtroppo Gigi Hamilton, perché lui non è Gigi Hamilton ma Gigi Hamilton. Intanto le due Ferrari a Monza sono devastanti. È che niente, cioè, non riesco comunque a guidare come voglio. E anche l'Alfa Romeo, raga, Raikkonen e Giovinazzi tutti e due superano arrivano al Q3. Ma Gigi arriva, è che il podio è un sogno. Disarmante Gigi, disarmante Gigi. Stagli sotto, appena fa un errore ci riprendiamo la posizione.
Disarmante Hamilton. Io stavo cominciando a far fatica con la mano e non capisco il perché. Tanto, dai, certi, abbiamo cambiato un po' di pezzi. Ok, andiamo di Grassotta. Andiamo di Miscela Grassotta. Cerchiamo di blindare la quarta almeno. 5,6 secondi. Cerchiamo di blindare la quarta. Mi piacerebbe non arrivare a podio nella mia gara con la livrea nuova. Specchietti verdi, rosso e bianco. Viva l'Italia, sempre e comunque. La sosta è prevista per... vaffanculo. Ancora. Tra il nono e l'11° laps. Kimi non è lontano. Madonna, ma tutti mi stanno sverniciando oggi, Ce la riprendiamo a forza. Bravo Kume. Ma non stiamo di certo guidando al top. Gara un po' così, siamo quarti, ma grazie alla qualifica è comunque una gara favorevole per noi, ma famo fatica. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,0 secondi. Niente da fare. Ce la riprendiamo. Mamma mia raga. Facciamo un altro giro a standard per avere più tranquillità con il carburante. Ma ci massacrano raga. Ancora contro sorpasso, ma quanto può durare questa storia? Belle Ferrari, gran premio a parte oggi, ma anche gli Alfa Romeo spingono a manetta. Sarà dove speriamo di non peccare penalità. E ancora contro sorpasso. Mamma mia che dura però. Ma che spo! Che do coglioni! Vai parabolica, ancora noi. Ma grosse sofferenze in casa Kume. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto Sta arrivando anche Valtteri, ciao. Per il momento gara tranquilla, a parte le due yellow flag di inizio gara. Mi raccomando Kimi, tieni dietro Valtteri il più possibile. È arrivato anche il nuovo sponsor. Ci siamo di Miscela Grassotta, quindi lo teniamo più distante Kimi. La Miscela qua conta leggermente. Ok, il distacco è 4,0 secondi. Questa non presa benissimo. Mamma mia, oh. Sta arrivando zio Ken. Troppa fatica. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Sì. A sandwich io adesso. La Mercedes è troppo forte. La Mercedes ce la fa. Guarda Kimi però un drog... Ma Kimi. Bottas ci supera, siamo quinti, sono più veloci. Ma alla fine la Mercedes lo accetto, l'Alfa Romeo no però.
E abbiamo il motore più... siamo primi come prestazione a livello di motore, Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Se dipendesse solo da me. Ferrari e Mercedes troppo oggi. Che caldo raga, un caldo asfissiante. Ok, sembra che Raikkonen sta un po', come si dice, la sua, il suo ritmo è un po' calato, Il problema è che Ferrari e Mercedes oggi sono di un'altra categoria ed è giusto così. Ok, proprio perfettamente a un secondo riusciamo ad avere l'IRS, molto good. Prepariamoci alla sosta. Noi comunque siamo di diesel, cominciamo ad andare bene quando anche gli altri cominciano ad avere problemi alle gomme. A parità di gomma con gomma fresca soffriamo un po'. Quinto posto non lo butto via comunque, Attenzione a Valtteri. Bell'uomo Valtteri, sempre stato un bell'uomo. Aspetta, la molle di Valtteri, megoglioni. Stiamo recuperando un po' di ERS. Comunque noi siamo sempre sotto il secondo. Questo è molto importante per noi, Però vedi la differenza con Valtteri non mi scappa via come Gigi perché è più scarso. No, aia. Mamma mia, salata di culo qua, Salata abbastanza di culo. Prossimo giro vado subito ai box, Non ho il passo per poter stare qualche giro in più. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Guarda come siamo avvicinati a Valtteri. Crisi gomme per Valtteri. Buono, buono. Adesso andiamo ai box. Very godo Kume, very godo. Adesso abbiamo passo, stiamo prendendo il passo finalmente. Ci voleva questo. Ok. Io e Valtteri ai box, siamo i primi ad andare ai box. Vai, parti, saremo in gara. Ma dai! Dare gas. Che schifo, perfetto. Solito Valtteri maledetto. Adesso lo supero che sbaglia arroganza. Arroganza devastante di loro. Guarda come mi fa uscire. E lo supero. Beh. Questo è un sorpasso grandioso. Adesso devo fare giri proprio a fenomeno. Per cercare impossibile. Cioè non possiamo stare davanti a Gigi, attenzione. Ma non perdere posizione dagli altri però. Quello è fondamentale. E dopo chiuderla almeno quinti, insomma, quarti o quinti, dai, perché Bottas può risuperarci. Anche Bottas ovviamente le hard per chiudere. Adesso dobbiamo spingere come dei forsennati. Le Ferrari non vanno ancora però, No, una delle due va, box. Ok, è chiaro che non possiamo stare davanti alle Ferrari neanche per sbaglio. Ok. Cerchiamo di prendere tempo su Bottas. Vediamo se adesso con le hard magari abbiamo più ritmo. Può anche essere. Mick, gara deludente per il momento,
Ok, adesso comincia la girandola. Comincia la girandola con Valtteri che è molto troppo vicino. Ok. Dai, teoricamente il quinto posto è blindato secondo me. Salvo i miei errori ovviamente. Anche dopo arriveranno delle gare un po' meno favorevoli. Già in Belgio abbiamo sprecato punti a mio parere. Tra cagate cumendiane e penalità che fanno sempre parte comunque delle stronzate. Però dovrei tenere la posizione sulle Alfa Romeo onestamente. Comunque non ho traffico. Non sto girando iper male, Gigi. Gigi le medie per Gigi. Ma secondo me non finisce la gara Gigi, eh? Vedremo. Vedremo. Sono proprio curioso. Medie per Gigi Hamilton. Comunque noi stiamo girando benissimo. Meglio con le hard. Bottas per il momento è a distanza, eh? Ci stiamo svegliando. Distacco dall'auto davanti. Dai, che ce le prendiamo tutte. Secondi. Bravissimo. Alcune informazioni su Sainz. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema. Problemi per Carlos Sainz Junior. Tanto sappiamo che se c'è un ritiro al 90% è safety car. Liberty Media vuole questo. Abbiamo Latifi, ma Latifi chiaramente deve ancora andare ai box. Gigi non capisco. Inconcepibile Gigi onestamente, che ha detto con le medium. Cioè una safety car può aiutare molto Gigi. E la può ottenere fino alla fine. Però vediamo. Noi stiamo girando molto meglio adesso, molto più ritmo. Ritmo vero per il talentissimo. Ok. Siamo presi anche il DRS. Ok, siamo quarti, però c'è Valtteri, quindi siamo quinti. Adesso è lotta con Valtteri. Yellow flag. Sbaglio, zio, porco di volta che c'è yellow flag. Leclerc è in testa. Ma zio Ken. Io il mio yellow flag. Porta una sfiga. Fuori Mick. Ok, è entrata in pista la safety car. È incredibile. Safety car in pista. Raggiungi il gruppo, ma a velocità E adesso ridotta. cosa Tieni facciamo? d'occhio il tempo delta, ricorda che devi tenerlo positivo. Proviamo le medium. Mick fuori purtroppo. Io ci provo. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Proviamo le medium. Però è un rischio, Però è una gara dove il sorpasso si può fare. Azzardo qua, Per me non lo fa nessuno. Riduci la velocità, il delta è troppo basso. Azzardo rischia Cumendiano. una penalità. Rallenta immediatamente. Azzardissimo qua, finirò ultimo, ho paura. Vai. Fuori, esci ora. Già sono sicuro che già mi state urlando merda, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto, punto.
Impossibile ritornare al quinto posto. Nessuno andrà ai box. Vergogna veneziana, salvo miracoli. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. E adesso tentiamo qualcosa di incredibile, di Stai impossibile. perdendo 2 secondi a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, 2 secondi. Max? Qua partono pezzi. Aspettiamo anche Max da superare. Per fare una rimonta da fenomeno, cosa che la vedo alquanto difficile. Max se ne sta già andando, benissimo. Brutto, brutto. Primo dei problemi di affidabilità proprio a Monza e proprio con la livrea italiana. Va bene. Disastro. Io avevo fatto un errore. Cosa pensavo di voler fare? Il genio. No, attento come adesso ho perso la testa. Attenzione qua, però qualcuno ha problemi. Forse proprio l'ala danneggiata. Porca miseria. Guarda che sfiga. Oh, tutte le ho perse, zio. Sono nervoso. Vai box, ala danneggiata per la McLaren. Ma io potevo fare 50 sorpassi. Quanti ne ho fatti? 0! Come ha perso la testa, raga. Come molto aggressivo, ovviamente non ha nulla da perdere. Rischiamo anche il ritiro, secondo me. 16esimo. E sì, quinto posto me lo sogno. Dai, come, dai. Mamma mia, che nervoso che sono. Quanti errori ho fatto oggi. Devo stare tranquilla, avevo il mio quinto posto. No, devo fare il fenomeno. Verrà fuori anche un video lungo, ma di certo queste parti non posso tagliarle di lotta. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Dai, anche Kevin è nostro. Anche Kevinaccio. Ok. Siamo adesso 10 posizioni più indietro. Ah, ma Steve, non va nessuno ai box. Devo sognarmela l'idea. Errore di valutazione, basta, dai, come non serve piangere sull'attraversato, ormai è andata. Pazienza, pazienza. Almeno mi alleno negli 1 contro 1, mettiamola così. Qua tutti hanno le medie però, Accumulando usura su MGUK. Hanno tutti le medie, raga. Di erogazione delle RS. Ok, Gasly me lo sto ciucciando. Ciuccia Gasly. Buono. Ci stiamo divertendo almeno. No, ma dai, ma com'è possibile? Va bene. Solo che dopo la McLaren, il buio.
Fino alla McLaren possiamo anche fare. Dai, se ci va bene prendiamo un punto. Che bello. Mamma mia. Allora, errori me lo prendo. Una delusione, raga, un errore clamoroso. Mi dispiace. In casa mi aspettavo tutt'altra gara. Durante a sufficienza per altri 4 giri. È andata così. Speriamo di prendere almeno Sainz e di fare un buon sorpasso. E a volte chi troppo vuole non la stringe, questo è il caso. Chissà che... Però ripeto, a sto punto che è stata sbagliata troppo dall'inizio la gara, la strategia iniziale con le hard Delle gomme ancora ottime. non aveva proprio senso. Adesso Sainz dovrebbe essere anche il mio nuovo rivale forse. Quindi pensa a te, se mi fa passare con tranquillità. Vabbè, se ne arrivo neanche decimo, veramente, me ne vado. Dai, Cube, dai! Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Ok, perfetto. Sarà dura tenerlo forse. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Attenzione a Sainz, che subito ovviamente ci riprova, ma il mio esternazzo. Guarda come ha chiuso. Incredibile Sainz, incredibile. Ma che palle, oh. Tutti fenomeni adesso. Generazione di fenomeni. La la la. Delusione incredibile in una gara dove veramente di solito vado a podio. Questo è il bello, non sempre si vince. Ah, che errore che ho fatto. Non mi do pace. Giro veloce per Gigi. Gigi è primo della vincere il mondiale, Gigi, strano. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Attenzione Sainz, final lap. Per poco mi becca anche Sainz Junior. Un ritiro purtroppo proprio Mick, mai ritirato nessuno dei miei a Monza. Va bene. La classica beffa atroce di un Kuma però che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Anche perché partiamo dalla posizione di un quinto posto, che per carità forse poteva essere sesto, non so, ma sicuramente no decimo. Ma si era quinto posto, raga. Ancora, niente, sto joystick è troppo sensibile allo start. Vince Gigi Hamilton, perché non è Hamilton, lo sapete mai, è Gigi Hamilton. Un po' delusi i tifosi sia per la Ferrari che era dopo la doppietta, cioè, tutti pensavano alla doppietta Ferrari, invece vince Hamilton e veneziano. Disastro. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Raga, saluto il comandante veneziano, silenzio stampa.
perché dopo pilota del giorno Hamilton, dopo tutto quello che è successo, solo silenzio stampa. Ciao!